Con la maglia bianca attaccherà da destra verso sinistra la W3 Roma Team. Con la maglia rossa invece il Castelli Romani attaccherà da sinistra verso destra. Comincia ora lancio lungo, errato sulla destra, finisce fuori. Rimessa da Achille. Sponda, perde palla, anticipo del difensore ora. Parla per la Roma Team. Sponda del numero 10, la mette giù, perde la palla, ora contropiede dei Castelli Romani. C'è uno scontro, l'arbitro fischia. D'Achille per il centrocampista, girano palla ora sulla sinistra, pressato, perde palla, la riconquistano. Ancora Castelli Romani allarga sulla destra, intercetta palla con il numero 3 Bernardi che la allarga adesso per l'esterno che punta l'uomo centralmente ora, ma l'arbitro fischia perché c'è un giocatore a terra dei Castelli Romani. Ricomincia il gioco, parla per la squadra in trasferta, girano palla, D'Achille pressato con il destro, centralmente ancora D'Achille, ottimo scambio, che avanza la palla al piede ma viene fermato con un fallo, l'arbitro fischia, buona azione di D'Achille sulla sinistra. Giro palla. Lancio lungo del centrale, intercettato da Bernardi che perde palla. Ora Grande mette in mezzo, un buon traversone ma il portiere la fa sua, pro. Si gira palla, ora palla per Panzeri che alza la testa. Centralmente adesso per Giovannetti, ancora Panzeri. Per il numero 10 Baldassarre che la gira sulla sinistra, alza la testa il numero 8, centralmente per il capitano che allarga però malamente, non ci arriva Damiani. Grande riprende il gioco con le mani. Rimessa lunga, l'arbitro fischia un controfallo. Riparte ora la W3 Roma Team. Bernardi gira palla adesso per Bianchi. Muroni alza la testa, ora Panzeri. Avanza Panzeri, viene fermato ma conquista un ottimo fallo laterale. Panzeri per Monti che viene anticipato, ora contropiede orchestrato ma perdono palla malamente, ora il numero 10 sulla sinistra, Baldassarre con il sinistro protegge palla ma la perde, non riescono a sfondare la squadra di casa. Grande con le mani, centralmente, ora la mette giù Giovannetti, sempre per Monti, il capitano che fa sportellate, si gira con il destro, prova la conclusione, parata di Maggini in due tempi. Ora D'Achille la mette giù pressato, supera l'uomo D'Achille, alza la testa ma c'è un fallo fischiato dal direttore di gara ai danni di D'Achille.
palla per Porchetta, il capitano alza il pallone in avanti ma viene fermato da Giovannetti. Fuori gioco fischiato dall'arbitro ai danni del Castelli Romani. Ora riprende Mirante con il sinistro, lancio lungo per Monti, esce però Maggini fuori dall'area, però attenzione, l'arbitro fischia perché Maggini è uscito fuori dall'area e ha preso la palla con le mani fuori dall'area. Calcio di punizione molto pericoloso per la W3 Roma Team. L'arbitro ha scelto di non estrarre nessun cartellino. Prova la conclusione Baldassare con il sinistro, respinta. Ora Panzeri, spalle alla porta, si gira. Potrebbe metterla in mezzo ma è pressato. Conquista però una ottima rimessa laterale nella metà campo offensiva la W3 Roma Team. Panzeri intercettato dal numero 11 di rosa. Calcio d'angolo per la squadra di casa, batterà Panzeri con il destro. Panzeri batte corto, ora cross in mezzo, pericoloso, colpo di testa di pochissimo al lato, squadra di casa vicina al vantaggio. Ha provato la conclusione Bernardi di testa, pericolosissimo. Era rimasto immobile Maggini. Lancio lungo di Maggini per il numero 10 Termine, ma viene anticipato. Ora Baldassarre sulla destra. Sono due i Baldassarre oggi, Fabiano e Fabrizio. Giro palla Bellard per Maggini che alza la testa, lancio lungo per Carducci che non ci arriva. Giovannetti, lancio lungo a sua volta per Baldassarri, l'arbitro non fischia nulla, si continua. Lancio lungo per il numero 9 Vita, viene anticipato da Giovannetti. Rimessa laterale per i rossi. Batte grande, la mette giù con un fallo di mano che l'arbitro vede e fischia. Bernardi, giro palla ora, Muroni alza la testa, lancio lungo per Monti, anzi Baldassari che fa un'ottima sponda con il tacco, ci prova ora il numero 4 ma viene intercettato. Ora messo giù il numero 8 Mirante, ma è la squadra di casa che ha più territorio e sta creando pericolosità.
batterà Mirante sulla sfera con il sinistro. Mirante prova la conclusione pericolosa di poco al lato. Seconda occasione per la W3 Roma Team. Rimessa dal fondo da parte di Maggini, stacca di testa il numero 4 Giovannetti, ora Baldassarri la mette giù, intercettato da D'Achille. Batte Panzeri con le mani per Monti che non ci arriva, ora rimessa lunga da parte dei Rossi, Baldassarri la mette in mezzo ma la palla è uscita, l'arbitro fischia. D'Achille gira palla, ancora D'Achille con il destro, lancio lungo di D'Achille. Oh, attenzione, azione pericolosa sulla sinistra, c'è il numero 11 Damiani che alza la testa ma viene recuperato dal difensore centrale. Messo giù però Damiani conquista un'ottima punizione sull'out di sinistra. Batte con il destro dentro l'area, attenzione, vicino al gol la squadra in trasferta per una deviazione di Panzeri. Calcio d'angolo per i rossi, sta salendo dentro l'area anche Carducci con il numero 7. Cross con il sinistro, sbagliato però, allontanata la sfera, ora D'Achille sulla sfera. Supera l'uomo pericoloso, si complica la vita D'Achille e infatti la perde. Ora palla per Panzeri, che avanza, fermato Panzeri da Bellard. Bellard per Damiani. Messo giù sulla sinistra, ancora per Mirante, fermato. Rimessa laterale, ora sta prendendo campo la Castelli Romani dopo un avvio un po' troppo timido. D'Achille con le mani per Damiani. Giovannetti spazza tutto, rimessa laterale ancora per la Castelli Romani. D'Achille dentro per Vita, sbaglia la sponda ma c'è stata una deviazione, quindi ancora palla per i rossi. D'Achille ancora in mezzo, palla che termina fuori, rimessa dal fondo per i bianchi. Pro, rimessa dal fondo, lancio lungo per Baldassarri, anticipato, lancio lungo ora sulla sinistra per Baldassarri che conquista un ottimo fallo laterale sull'out di sinistra. Rimessa laterale, il numero 8 la mette giù. C'è Bernardi che decide di girare la palla. Ora lancio lungo per Monti che non ci arriva. Ora c'è D'Achille che prova ad arrivare sulla sfera ma non può far nulla, troppo lunga la palla.
Panzeri, rimessa laterale, la mette giù Mirante. Mirante gira palla con il sinistro attaccato, perde palla, anticipato ora da Giovannetti. Porchetta, lancio lungo di Porchetta. Stacca benissimo Giovannetti, ora Mirante. Larga sulla sinistra, adesso c'è Bernardi che alza la testa con il sinistro per Baldassarre. Baldassarre spalla alla porta, si gira, ancora Mirante, allarga tutto con il sinistro, sulla destra c'è l'altro Baldassarre che la stoppa, la mette giù. Cross in mezzo pericoloso, il portiere Maggini blocca la sfera. Lancio lungo di Maggini, c'è l'anticipo però di Muroni. Attacca ora la squadra rossa sulla sinistra, cambio di gioco intercettato però da Damiani. Ora Baldassarre si gira e punta l'uomo. Baldassarre centralmente punta l'uomo, alza la testa, sulla destra non c'è nessuno ma arriva adesso Baldassarre. Panzeri, sovrapposizione, mette in mezzo ma anticipato da Porchetta. D'Achille, Panzeri gli ruba la sfera, Panzeri dentro l'area, pericoloso. C'è il calcio d'angolo. Sulla sfera Baldassarre in mezzo per nessuno, allontana adesso sulla destra, lancio lungo per Carducci che ci arriva, Carducci pericolosissimo, attacca Carducci, è solo, può metterla in mezzo, attenzione pericolosissimo, fermato, incredibile da Muroni, che azione sprecata dalla Castelli Romani che spreca tutto, era un 2 contro 1 molto facile. Calcio d'angolo, battuta ora messa dentro, la palla allontanata, ora riparte con Monti, il capitano, che deve dare una scossa ai suoi, ma perde palla. Però la palla è sempre della W3 Roma Team, che ora respira. C'è un giocatore a terra per la Castelli Romani, l'arbitro ferma il gioco. Guardo perché è troppo piccolo. Dico io qua non guardo perché è troppo piccolo. Panzeri per Muroni, girano palla ora i bianchi, Giovannetti, centrale Mirante, alza la testa, lancio lungo per Baldassarre sulla destra, il numero 7, stoppa la palla e punta l'uomo, c'è D'Achille però che non si fa ipnotizzare, ora palla dentro pericolosa, c'è Maggini che blocca la sfera. È stato uno scontro tra Maggini e un giocatore dei bianchi, Maggini a terra, gioco molto spezzettato. Riprende il gioco Maggini, lancio lungo sulla destra, anticipato, ma l'arbitro fischia tutto, fallo di Di Rosa.
Porchetta, lancio lungo sulla sinistra, intercettato da Panzeri. Ora Baldassarre, rimessa laterale per i rossi tra le proteste dei padroni di casa. L'arbitro aveva indicato il possesso per i rossi, ma invece cambia idea, la palla è per i bianchi. Panzeri per Monti che fa la sponda, intercettato. Ora Mirante la mette giù, girano palla. Ora Bernardi sulla sinistra, alza la testa Bernardi, lancio lungo per Monti ma viene intercettata ancora da Porchetta. Ora c'è Termine la mette giù, giro sulla destra, Panzeri deve difendersi ora dall'attacco di Damiani non punta l'uomo ma la mette dentro. Ora sulla sfera Carducci perde palla, Mirante allontana tutto, Porchetta sulla destra per Grande, Bernardi stoppa tutto di testa. Gliel'ho detto 5 volte, Bernardi, lancio lungo, Baldassarri, bloccato tutto da Alber, la mette dentro malamente, lancio lungo, Monti prova ad arrivare sulla sfera ma il primo è D'Achille che con il sinistro rinvia malamente. C'è Baldassarre che prova a metterla giù, allarga sulla sinistra con la testa. Ora sulla destra per Grande, il terzino ha spazio, c'è Carducci che non può arrivare però sul passaggio sbagliato di Grande. Rimessa per Bernardi, Baldassarre allontanato. Ora Mirante sulla destra per Panzeri, Panzeri alza la testa sulla destra, Baldassarre punta l'uomo, ritrova Panzeri che la mette dentro, pericolosa, allontana il numero 6 Alber. Ora Baldassarre mette dentro, ci arriva il portiere Maggini che blocca la sfera. Rimessa di Maggini, lunga, il numero 4 Giovannetti blocca tutto, c'è un fallo di Baldassarre. Ora Grande sulla destra, alza la testa Grande, lancio lungo, è in fuorigioco l'attaccante Vita. Con il numero 6 Bianchi gira palla per Giovannetti, alza la testa centrale, Baldassarre fermato, messo giù ma non c'è fallo. Mirante ora riprende il gioco, si spostano sulla sinistra, la palla è troppo lunga, copre palla Bianchi che però non può impedire che la palla finisca in calcio d'angolo. Batterà Damiani, il calcio d'angolo con il sinistro, palla scodellata dentro, bloccato, ma c'è Vita che prova una conclusione pericolosa, finisce fuori. Rimessa dal fondo per Pro, sulla destra, anzi scusate, sulla sinistra c'è Termine, alza la testa con il sinistro, ha molto spazio.
Scambio termine, Giovannetti sulla destra, troppo forte, non ci arriva Baldassarre, riprenderà con la rimessa da fallo laterale d'Achille. D'Achille per Damiani lunga, blocca tutto, c'è ancora D'Achille, perdono la palla gli ospiti, ora i bianchi con Panzeri che girano palla, Giovannetti allarga tutto per Bernardi, ha tanto spazio, alza la testa, giro palla ancora, bianchi, ora Muroni, Panzeri sulla destra, Muroni, lancio lungo di Muroni per Monti che la mette giù, fa sponda e c'è Baldassarre con il sinistro, allarga tutto per Bernardi, Bernardi punta l'uomo, la passa per il numero 11 Di Rosa che la mette dentro, pericoloso per Monti, c'è Baldassarre ora a mettere dentro con il destro, allontana tutto il difensore De Rossi, Baldassarre con il destro, respinto, ora D'Achille con il destro spazza via tutto, allontana il pericolo, Bernardi, Mirante, gira la palla ora, ancora Mirante, prova al sinistro, anzi bloccato, Mirante sulla sinistra, fermato da Grande che intercetta la palla, la spazza via e conquista un'ottima rimessa dal fondo. Rimessa lunga, salta Carducci, Mirante perde la palla, ora c'è termine, messo giù, punizione per i rossi, batte Vita velocemente per il numero 14 che allarga sulla sinistra, fermato ora l'azione da Panzeri, Damiani perde palla, Baldassarre alza la testa, lancio lungo ancora per Monti, troppo lunga però la palla, troppe volte cercato Monti con passaggi troppo lunghi, ora D'Achille con il sinistro, fermato da Bianchi che spazza via tutto, non bada allo spettacolo e spazza via la sfera. D'Achille per Vita con il destro, gira tutto, pericoloso, si rifugia in corner il numero 11 Di Rosa, calcio d'angolo pericoloso adesso. La sfera c'è termine con il destro, dentro, stacca di testa con il numero 4 Giovannetti, pressata adesso Colli, è entrato da poco in campo Colli, il numero 14. D'Achille per Vita, messo giù ancora D'Achille con il destro, lancio lungo sull'out di destra per Carducci, fermato però da Di Rosa, ci arriva Grande che gira palla adesso per il capitano, a sua volta dietro per Maggini, Maggini, lancio lungo di Maggini, salta Giovannetti che la prende, ora Baldassarre, Baldassarre punta l'uomo, fermato da D'Achille, ancora Baldassarre, fermato ancora da Achille però che commette fallo, l'arbitro fischia.
Panzeri corto, la mette ora dentro, intercettato Vita, però Monti allarga tutto, troppo lungo per Baldassarre, rimessa dal fondo per i rossi. Maggini, lancio lungo di Maggini, Giovannetti stacca, la prende, ora Muroni spazza tutto, Baldassarre spizza di testa ma viene fermato dal capitano che fa un sombrero a Monti, allarga per D'Achille, troppo lunga, rimessa laterale per Baldassarre, Panzeri con le mani per Giovannetti, controfallo fischiato ai danni dei bianchi. D'Achille per Vita, D'Achille di nuovo palla persa e ancora rimessa laterale per Panzeri, centrale per Monti che fa la sponda e conquista un ottimo calcio di punizione, fa salire i suoi. Baldassarre fa il velo, Mirante mette dentro, pericoloso con il sinistro, blocca tutto Maggini. Maggini, rimessa lunga, stacca, Bianchi. Ora Damiani fa il velo, c'è Vita che allarga sulla destra ma viene fermato da Di Rosa. Ancora Bianchi, alza la destra, c'è Bernardi con il sinistro, Pessato però. Bernardi con il sinistro, lancio lungo, troppo lungo per Monti che non può arrivarci. Maggini, rimessa dal fondo. Lancio lungo di Maggini. Va a staccare Giovannetti che la allarga per Di Rosa, spalle alla porta per Bernardi. Ora ottima finta di Bernardi che gira palla per Pro. Centrale ora Mirante con il sinistro si gira. D'Achille. Ora Colli, il neutrato, allarga per il difensore centrale, il capitano che la spazza in avanti ma c'è Bernardi, intercetta. Mirante non riesce ad agguantare la sfera, la perde a sua volta la squadra in trasferta. Ora pressato Maggini da Monti, spazza via Maggini. Mirante la mette giù, si gira molto bene con il sinistro. Mirante sulla destra, Baldassarre, D'Achille malamente spazza ma aveva conquistato la sfera ma commettendo un fallo. Gamba tesa, fischia l'arbitro. Batterà Mirante con il sinistro, la mette dentro, pericoloso, Maggini la blocca, molto sicuro nelle uscite Maggini. Lancio lungo ancora di Maggini, ci arriva però Muroni, palla che finisce ancora tra le braccia di Maggini.
lancio lungo di Maggini, Giovannetti commette fallo ai danni di Colli. Sulla destra c'è Bernardi che stacca di testa, allontana Mirante ora, protegge palla e avanza palla al piede, sempre con il sinistro, lancio lungo, ottimo per Baldassarre sulla sinistra che può puntare l'uomo, la mette giù Baldassarre ha molto spazio, può metterla dentro, pericolosa, ma la blocca Maggini. Blocca tutto Maggini. In avanti Maggini, Panzeri, Colli la mette giù, pressato da Monti, Monti che lo intercetta ma finisce tra i piedi di Grande. Ora c'è Bianchi, ancora Mirante, quanti palloni sta toccando, ottima ancora, in realtà un po' troppo lunga per Monti che non può arrivarci, non è la corsa il suo punto forte. Batte la rimessa Grande con il destro, c'è Carducci che stacca di destra, pressato da Di Rosa, non la prende nessuno, ci arriva Vita, ora Carducci sulla destra, Carducci avanza ma c'è Bernardi che lo blocca, ottima la chiusura di Bernardi che ora perde però palla, c'è Vita che la mette dentro, allontanato, ora c'è Mirante, spalle alla sua porta, ancora Carducci con il destro, perde la sfera. Bernardi che messa lunga per Di Rosa, Grande lo ferma, ancora Grande, pressato ora da Giovannetti, c'è Baldassarre che vede lungo Monti, la palla è ottima però non ci arriva perché lo anticipa Giannetti che perde però la sfera, attenzione c'è la rete incredibile di Baldassarre, che errore da parte di Maggini che perde la sfera e Baldassarre dall'out di destra la mette dentro, 1-0 W3 Roma Team. D'Achille pressato, Porchetta ancora per Maggini, lancio lungo, Mirante stacca di testa, spizzata dietro, anticipo di Bianchi, fallo di Vita. Ora sulla sinistra Di Rosa, la mette giù, punta l'uomo, Di Rosa, ne supera uno, ancora sulla sinistra, doppio scambio che però non riesce, viene fermato da Colli, ora alza la testa Grande per Termine che si gira, molto spazio Termine, decide di andare sulla sinistra, lancio lungo per Vita e in fuorigioco. Bernardi sulla sinistra, girano palla, Bianchi con il destro, sulla destra adesso, lancio lungo per Monti e viene intercettato però dal capitano, Porchetta ora lancio lungo, per Pro che la lancia lunga a sua volta, c'è il Grande tutto solo, la mette giù ma spazza tutto per Pro,
Panzeri sulla destra. Panzeri centralmente ora Giovannetti. Si gira Giovannetti, centrale per Monti che viene messo giù, ma l'arbitro non fischia perché secondo lui non c'è nulla. I rossi mettono fuori la sfera sportivamente. Porchetta ha messo giù Monti, secondo l'arbitro era tutto regolare. Fair play dei bianchi che danno la sfera ai rossi. Riprende il gioco. Ora Grande sulla destra, ha tanto spazio. Grande, lancio lungo, bloccato, c'è Mirante, la mette giù, ancora Grande però. Di astuzia Grande. Porchetta. Lancio lungo, c'è Pro, molto semplice. Rimessa corta di Pro, ora c'è Giovannetti che alza la testa, c'è Panzeri adesso a destra. Termine, allarga tutto per Bianchi. Lancio con il sinistro di Bianchi per Bernardi, ci arriva però Porchetta che anticipa tutto, Colli mette giù, la perde ancora Bernardi che viene però intercettato da Grande, conquista però la rimessa laterale Bernardi, avanzano i bianchi. Controfallo fischiato ai danni di De Rosa. Baldassarre con il sinistro, ha spazio, la può mettere dentro, pericolosa, ma l'arbitro fischia, è rimessa dal fondo. Giannetti. Porchetta spazza tutto sull'out di sinistra dove c'è Damiani, ma fermato da Panzeri. Panzeri però non riesce a conquistare il fallo laterale. Allora Damiani lascia la palla ad Achille. Da Achille per Termine. Termine non ci arriva, Colli la mette dentro, troppo facile per Pro. Termine ora pressato da Vita, Termine fermato irregolarmente, ammonito Vita per proteste. Rimessa lunga di Pro per Monti, la stoppa, Colli però lo ferma. Monti commette fallo su Colli che chiede scusa. Ora Colli. Bernardi intercetta la sfera, Termine in mezzo, 1 minuto di recupero chiamato dall'arbitro. Girano palla, ora c'è Pro, pressato da Vita, lancio lungo di Pro, intercetta da Achille, però perde la sfera, ora c'è Monti che allarga sulla destra per Baldassarre, sovrapposizione di Panzeri, Baldassarre, ancora Panzeri sulla destra, punta l'uomo Panzeri, Panzeri mette dentro il pallone. Porchetta, lancio lungo
Vita, termine. Panzeri ci arriva, Panzeri, quanto è veloce Panzeri, la mette dentro per Baldassare che non ci arriva, Porchetta spazza tutto. Finisce qui, primo tempo, 1-0 per i padroni di casa che la sbloccano con Baldassarre. Riprende il gioco, in vantaggio i padroni di casa. Ora Colli sulla destra, grande, alza la testa, ferma tutto Di Rosa, ora Bernardi. Giro palla, Bianchi per Bernardi sulla sinistra. Lancio lungo per Baldassarri, la mette giù, ha molto spazio, si gira molto bene con il tacco. Termine. Ora c'è Mirante con il sinistro. Baldassarre punta l'uomo molto bene. Viene messo giù ma non c'è nulla per l'arbitro. Carducci fa la sponda. Colli messo giù. Ma c'è anche Baldassarre sulla sinistra che sembra essersi fatto male. L'arbitro fischia fallo e anche ferma il gioco. Rimessa lunga, Porchetta. Sulla destra Carducci intercettato da Bernardi. Colli si gira bene, ferma tutto Di Rosa, con il sinistro spazza via. Ancora i Rossi, metà campo offensiva. Grande. Rimessa laterale. Bernardi intercetta e spazza via. Colli di testa la mette giù malamente. Ora Monti non riesce ad agganciare la palla col tacco, ma invece poi torna sulla sfera, allarga a destra. Sulla destra c'è Baldassare che alza la testa e serve Panzeri, in sovrapposizione Panzeri fermato da D'Achille. Ottime le chiusure fino a questo momento di D'Achille. Mirante la mette giù, c'è ancora Panzeri che la mette dentro, fermato ancora da D'Achille. Panzeri mette dentro con le mani, allontana tutto il difensore, ora c'è Termine che non riesce ad arrivare, però ci arriva il difensore centrale con la palla che finisce a Bernardi. Torna sulla sfera, grande, ora i rossi attaccano, Porchetta, lancio lungo, ma esce Pro, chiama la palla e la fa sua. Rimessa lunga di Pro. Monti non riesce ad arrivare, ora Porchetta sulla destra per Grande, Grande centralmente, anticipato però da Baldassarre, ora Monti può allargare la palla tutta a destra, c'è Baldassarre che punterà l'uomo, punta l'uomo, ma D'Achille attento, non si fa superare, ma ancora Baldassarre continua, la mette dentro, palla che esce fuori. Rimessa dal fondo per Maggini, lunga, Colli, non ci arriva Giovannetti. D'Achille stava per perdere una brutta palla e ora c'è Damiani, scontro con Panzeri, a lui la meglio, ancora Damiani, lunga, ferma tutto il difensore, ancora Giovannetti, la mette giù, Baldassarre allarga tutto sulla sinistra, dove c'è Di Rosa.
Di Rosa. Giro palla ora dietro per Porchetta, ancora grande, sull'out di destra, in avanti per Vita che perde la palla. L'arbitro fischia un fallo a favore dei padroni di casa che ora possono orchestrare la manovra, girare palla e mantenere il possesso, poiché sono in vantaggio 1-0 per i padroni di casa. Ora Panzeri sulla destra, la mette giù, pressato con il sinistro per Baldassarri che si gira molto bene ma è sempre presente da Achille con le sue chiusure. Ora con il sinistro lancio lungo per Termine, non ci arriva ma ci arriva Vita. Vita troppo lunga per la sfera. Pro, fermo tutto. Gioco interrotto, c'è un giocatore a terra per i rossi. Fair play, palla riconsegnata alla W3 Roma Team. Pro allarga tutto per Bernardi. Bernardi alza la testa, centrale per Giovannetti, allarga a destra per Panzeri, il terzino, la stoppa, avanza palla al piede, alza la destra centrale per Monti, ottima sponda però non si capiscono i due con Giovannetti. Ora c'è l'azione che non viene interrotta dall'arbitro, allora sulla destra ancora Baldassarre punta l'uomo, fermato da Achille. Baldassarre conquista una rimessa nella metà campo offensiva. Giovannetti si gira, Di Rosa la mette giù, ora c'è Mirante con il sinistro, gira tutto per il numero 5 Muroni che la spazza in avanti ma non ci arriva nessuno, allora grande, ricomincia l'azione per i rossi. Sull'out di destra Bernardi intercetta la sfera ma rimessa laterale per Castelli Romani, fermato irregolarmente Termine, lancio lungo, non ha rispettato la distanza e allora l'arbitro tira fuori un giallo ai danni di Baldassarre. Termine con il destro, la mette dentro, ci arriva Pro che la mette, la blocca.
Bernardi, alza la testa Bernardi per Baldassare, si gira molto bene, ottima finta. Giovannetti vede Panzeri sulla destra che la stoppa. Panzeri, Baldassarre ora per Mirante che prova la conclusione potente, fermata da Termine. Ora ancora Giovannetti che la mette giù per Bernardi a sinistra, lancio lungo per Monti che la spizza ma respinta la palla dai padroni. Ora sulla destra c'è Baldassarre, potrebbe metterla in mezzo ma invece punta l'uomo e facendo così conquista un ottimo calcio d'angolo. Panzeri alla battuta, Panzeri mette dentro, pericoloso, ci arriva sulla sinistra Odirosa, scambia la palla con Mirante. Mirante la mette dentro, pericolosa, ma Maggini blocca tutto, fa ripartire i suoi con un lancio lungo. Panzeri la blocca con il sinistro, ora c'è Damiani sulla sinistra, centrale per Vita. Sulla sinistra c'è Termine, fermato da Bernardi, terzino sinistro che si trovava però sull'out di destra. Termine mette giù con il destro, ora la mette in mezzo, pericolosa per Carducci ma anticipato da Pro, estremo difensore che ordina ai suoi di salire ora. Muroni sulla sinistra per Bernardi, a sua volta per Di Rosa, ancora Bernardi, Bianchi, Muroni, Panzeri a destra, Giovannetti la allarga a sinistra, viene fermato da Grande che ora riparte, palla al piede, Carducci, scambio 3-2 ma non va a termine e c'è Mirante che punta l'uomo ora sempre con il sinistro, la mette dentro, pericolosa, blocca tutto il difensore Panzeri con il sinistro, un misto tra un tiro e un cross che finisce abbondantemente a sinistra. La palla però è sempre dei padroni di casa, c'è una sostituzione, esce Di Rosa, entra il numero 16 Trobiani. Bernardi ricomincia l'azione proprio per Trobiani, Leontrato la stoppa, la mette giù e conquista subito un fallo. Predica calma il difensore centrale. Mette dentro Mirante con il sinistro, pericoloso, l'arbitro fischia per un fuorigioco. Ricomincia allora l'azione da Maggini. Rimessa lunga di Maggini, a destra da Carducci che la spizza per Vida ma c'è Bianchi sulla sfera con il sinistro per Bernardi. Non riescono però ad impedire che la palla esca e quindi ancora in possesso dei rossi. Vida fa la sponda con Grande, Grande con il sinistro, la mette dentro per il numero 4 che la blocca di mano ma in realtà l'arbitro non fischia. Calcio pericoloso da parte del numero 6 Alber. Si fa vedere di nuovo la Castelli Romani. Deve recuperare lo svantaggio, quindi deve premere sull'acceleratore, deve provare a tutti i costi a rimontare il risultato. Finora non ci sta riuscendo, ma questa conclusione può dare una scossa ai suoi.
rimessa dal fondo ora Pro. Lancio lungo di Pro. Blocca tutto Colli. Ora Mirante non riesce ad avanzare con la palla. Allora grande per i rossi. Gira tutto per Porchetta. Alza la testa, lancio lungo di Porchetta. C'è un fallo però di Muroni ai danni del numero 18 Sargentoni, anche lui neoentrato. C'è Colli sulla sfera. Colli con il destro, scodella centrale per Termine con il destro. La mette giù, la conclusione. Lancio lungo sulla sinistra. C'è Mirante. Fermato. Ora Trobiani. Fermato da Bellard. Trobiani, ottimo numero, c'è Bernardi, alza la testa, ancora Trobiani, pressato, esce però bene dal pressing, ancora Trobiani, supera un uomo, con il destro ora la apre per Giovannetti, Giovannetti gira tutto per Panzeri, pressato Panzeri da Damiani, Panzeri allarga a destra ma c'è D'Achille che intercetta come al solito, D'Achille, il terzino, avanza D'Achille, fermato ora Giovannetti. Giro palla ora di Panzeri per Bianchi, Trobiani, Giovannetti, Panzeri per Muroni, dietro ancora per Pro, giro palla della squadra di casa, fa bene perché è in vantaggio. I rossi non sembrano pressare in modo convincente. Baldassarre non ci arriva, allora Porchetta, l'arbitro fischia un fallo ai danni della squadra di casa. Riprende il gioco ora grande sulla destra, la mette dentro, intercetta Muroni. E ora riparte l'azione con Baldassarre e c'è Monti che spreca un'azione incredibile. Era uscito Maggini dalla porta, aveva tempo a sufficienza per provare un pallonetto, ma invece se l'è allungata troppo. D'Achille per Ballard, Colli spazza via, Muroni, Panzeri pressato da Damiani,
Panzeri. E il numero 17 ora sulla sinistra per Mirante, fermato da Grande con un ottimo intervento. Grande. Baldassarre. Lascia però la palla al neoentrato. C'è il numero 17 Carpinetti a terra, molto dolorante. Vada lì. Potete giocare, Cambialo, dile cambiarlo. Vado, signore. Riprende il gioco adesso. Riprende il gioco ora con D'Achille. Rimessa lunga. Panzeri copre. Anche Muroni. Rimessa dal fondo. Ora Pro alla rimessa dal fondo con il destro, lunga la sfera, ci arriva Colli e anche Grande che la mette giù. Bernardi intercetta tutto e avanza palla al piede con il sinistro. Ancora Grande, rimessa laterale. Porchetta, lancio lungo per Termine, messo giù irregolarmente da Bernardi, ma l'arbitro dice che è Termine ad aver commesso il fallo in precedenza, quindi possesso ancora dei bianchi. Pro sulla sfera. Lancio lungo di Pro per Monti, intercettato da Porchetta. Ancora Monti per Mirante, ora Trobiani che perde la sfera, allora Damiani alza la testa con il sinistro, lancio lungo pericoloso per il numero 16 che ha tempo e spazio per tirare. Attenzione, il palo incredibile del numero 16 De Rossi. Lancio lungo. Avanza palla al piede. Il numero 15 per Aclini. Ora c'è Monti che la stoppa, si gira. Ancora Baldassarre. Dall'altra parte c'è tutto solo l'altro Baldassarre che la può mettere in mezzo. Azione pericolosa. Cross. C'è il colpo di testa, non ci arriva. Troppo lunga la palla di Baldassarre.
ora grande per Termine, lancio lungo di Termine. Colli con il destro ora, fermato. Trobbiani, ancora Colli. Mirante conquista la palla e ora con il sinistro alza la testa, cambia il gioco sulla destra. Baldassarre mette giù, Panzeri si sovrappone, lancio lungo e allora Trobbiani per Panzeri che con il sinistro doppio scambio con Baldassarre che perde la palla, era un'ottima azione. Ora Bellard, lancio lungo, c'è però Bernardi che butta via la sfera sull'auto di destra, riesce ad intercettare Muroni. Lancio lungo di Muroni per Trobbiani, Colli. Baldassarre sulla destra per Panzeri. Panzeri punta l'uomo, è più veloce degli altri. Panzeri punta l'uomo, commette fallo il numero 14 Colli, ammonito dal direttore di gara per fallo ai danni di Panzeri. Sulla sfera Mirante e Baldassarre. Mirante con il sinistro, Baldassarre con il destro. Mirante con il sinistro, palla troppo alta, finisce fuori. Occasione sprecata dai bianchi. Bellard si gira, ora ancora Termine con il destro centralmente per Colli. Colli con il destro, lancio lungo fermato da Bernardi e c'è allora Peraglini, riesce ad impedire che la palla esca. Ancora Bernardi centrale, ora per Trobbiani, Peraglini centrale per Trobbiani, ottimo scambio tra i due, non ci arriva sulla palla ma ci arriva invece Baldassarre, il numero 7, ora sulla destra per Panzeri fino in fondo, prova adesso a metterla in mezzo Panzeri centralmente, non c'è nessuno, ottima azione però dei bianchi. Damiani messo giù a Baldassarre. Lancio lungo per Vita, fermato molto bene da Muroni. D'Achille per Vita, la mette giù Vita con determinazione. Vita allarga tutto, ora c'è però Peraglini che intercetta tutto, ancora Vita con il tacco adesso, c'è però un fallo, gamba tesa, fischia l'arbitro. Giovannetti si è conquistato questo fallo e ora Pro sulla sfera andrà al lancio lungo, molti lanci quest'oggi. Pro, lancio lungo
per Monti, stacca di testa con Porchetta, ce la fa Monti a spizzarla e ora spazia tutto il numero 6 Alber. Baldassarri, lancio lungo per Monti che però è in fuorigioco. Lancio di Maggini, grande sulla destra, proverà il lancio lungo per Vita che la spizza a destra, ora c'è ancora Sargentoni sulla destra, riesce a tenerla in campo, anzi no, la rimessa è dal fondo per i padroni di casa, sempre con Pro. Pro, lancio lungo per Peraglini, la mette giù. Peraglini prova a superare il grande, lo ferma, ma conquista almeno la rimessa laterale, il numero 15 dei bianchi. Bernardi in avanti. Poi c'era Bellarde che ricomincia l'azione per Vita, che la spizza centrale per Damiani, ma c'è Panzeri che la blocca e ora Muroni avanza, palla al piede, alza la testa sulla destra per Baldassarre, avanti per l'altro Baldassarre con il numero 10 fermato da D'Achille, l'arbitro fischia fallo ai danni dei padroni di casa, c'è stato un forte spalla contro spalla, l'arbitro ha dato ragione al difensore. Lancio lungo di Maggini, Baldassarre la mette giù, ancora D'Achille questa volta perde la palla, l'arbitro fischia. Colli con il destro alza la palla sulla sinistra per Damiani, fermato da Panzeri impedisce che la palla finisca in corner. Rimessa laterale che batterà D'Achille sull'out di sinistra. D'Achille per Vita, D'Achille centralmente, palla fuori per Bellarde con il destro pericoloso, buon tiro di Alber. Rimessa dal fondo per Pro. Fatemi fare qualcosa, nella rete. Mirante, Sargentoni perde la palla, ora Peraglini ha molto spazio con il sinistro, la manda lunga ma Porchetta intercetta, ora c'è Grande a destra, il terzino alza la testa, lancio lungo per Vita, la intercetta Bianchi, allora Bellarde spizza la palla Muroni, ci arriva però Baldassarre, impedisce che la palla fuoriesca, Baldassarre lancio lungo per Monti, non ci arriva, c'è sempre Porchetta che la spizza per Alber, palla pericolosa all'indietro per Maggini che con il destro però se la cava, la ridà a sua volta ad Alber che avanza palla al piedi. Alber messo giù Alber dal numero 16 Trobbiani. Riprende il gioco Colli per Porchetta, pressato da Mirante, Grande scambia la palla con Colli centralmente per Sargentoni che si gira ma l'arbitro fischia tutto perché ha visto un intervento irregolare ai danni
di Trobiani. Termina, la mette dentro, sono saliti in molti, spazza via, però c'è Damiani con il sinistro, non riesce ad avere una conclusione favorevole. Pro riprende l'azione per Baldassar a destra, punta l'uomo, si ferma adesso, la scarica a Panzeri. Panzeri alza la testa per Mirante con il sinistro, alza la testa, lancio lungo di Mirante, ottimo il lancio lungo per Peraclini che ci arriva e la tiene in campo, ma anzi no, l'arbitro fischia, rimessa dal fondo per i Rozzi. C'è un cambio, esce il numero 11 Damiani. Esce quindi Damiani con il numero 11 ed entra il numero 16 Marroni. Ricomincia ora l'azione con Maggini, lancio lungo, stacca Peraclini e Bellard, la prende Peraclini ma arriva a Colli, ancora di testa, sempre di testa Bernard, la allontana fuori, la sfera ora grande per Colli, intercettato da Trobiani, parte il contropiede dei bianchi, Trobiani lancio lungo, ora c'è Monti sulla sinistra, può metterla in mezzo che c'è Baldassare, punta l'uomo Monti, scarica per Baldassare, Baldassare può provare la conclusione pericolosa, intercettata da Maggini, lancio lungo. Panzeri, pressato, Panzeri si gira con calma. Messo giù in modo irregolare da Grande. L'arbitro lo richiama ma non estrae fuori un cartellino molto strano. Poteva esserci l'estremo per il cartellino giallo ai danni di Panzeri. Trobiani con il destro, alza la testa, lunga per Monti che la spizza ma arriva tra le braccia di Maggini. Maggini, lancio lungo, Trobiani di testa, Vita non si accorge dove sia la palla, Baldassarre da Chila la mette giù, pressato da Baldassarre, ora contropiede molto pericoloso, orchestrato da Mirante, Mirante alza la testa, può provare la conclusione, Mirante supera un uomo ma viene bloccato, messo giù Mirante, un fallo molto pericoloso, appena fuori area, ottima azione di Mirante che conquista un ottimo calcio di punizione. Sulla sfera Mirante e Trobiani. Mirante con il sinistro, pericoloso! Che palo per Mirante! Un palo a testa adesso per i bianchi e per i rossi.
Collis passa in avanti per Sargentoni, intercettato e anticipato da Muroni. Bernardi in avanti per Monti che si gira, intercettato da Porchetta. Adesso il neontrato Marroni per Termine, intercettato da Moroni che parte avanti, palla al piede, in contropiede, fermato però da Alber, non c'è fallo. Allora riconquistano palla i rossi che si portano ora in avanti con Bellard sulla destra per Grande. L'arbitro ferma il gioco perché c'è Muroni che è finito a terra. Riprende il gioco, fair play, palla riconsegnata al Castelli Romani. Maggini. Maggini, lancio lungo. C'è Vida, stacca di testa ma ci arriva il difensore centrale, ora Baldassarre, si gira con il sinistro, alza la testa, è pressato. Temporeggia Baldassarre ma si gira molto bene, supera un uomo. Ora sull'out di sinistra Baldassarre la mette dentro, anzi no, punta ancora l'uomo. Conquista un ottimo fallo laterale, fa respirare i suoi. Manca molto poco al termine. Partita che si è sbloccata nel primo tempo e ora i padroni di casa devono mantenere il vantaggio. Mirante sulla sinistra con il numero 8. Punta l'uomo Mirante. Ancora la mette dentro Mirante, pericolosa, allontanato da Porchetta. Riprende il gioco Mirante, anticipato da Grande, alza la testa Grande, palla che arriva per Termine, Termine alza la testa con il destro, allarga tutto, sempre per Grande ma viene intercettato, fischiato ora fuori gioco ai danni dei bianchi. Maggini ricomincia l'azione, non gira mai il pallone, sempre il lancio lungo per Maggini, lancio lungo che finisce per Marroni a destra, anticipato da Bernardi, altro fuori gioco, fischiato dall'arbitro, questa volta a favore dei bianchi. Stacca di testa, ora la mette giù per Peraglini, Peraglini intercettato da Bellard che alza la testa, avanza palla al piede, messo giù da Trobbiani, calcio di punizione e giallo per Bellard, giallo per Trobbiani. Sulla palla Termine, la mette dentro,
Bernardi spazza, Monti allunga la palla, la deve proteggere, punta l'uomo invece, la perde, ma pressa almeno il portiere Maggini che la spazza in avanti per Marroni. Marroni la spizza un po' di testa, non si accorge però dove è finita la palla. Ora Panzeri con il destro, Panzeri avanza sempre, palla al piede molto veloce, Panzeri viene messo giù dal numero 3 D'Achille. Mirante, ancora buona la palla, Baldassare scarica dietro per Panzeri, intercettato, Marroni conquista palla, ora Bellard alza la testa, Bellard supera Trobbiani, sulla sinistra c'è D'Achille, per Bellard, Monti, ora Baldassarre con il destro, ancora per Baldassarre, però il numero 10 che punta l'uomo, Monti va in sovrapposizione, Bellard fermato da D'Achille, grande, continua a giocare, grande, l'arbitro sembra fischiare, poi non fischia più, ora palla allontanata sulla destra ma intercettata da Bernardi, sulla sinistra ancora per Peraclini, Peraclini ha molto spazio, Peraclini con il destro centralmente per Baldassarre, Baldassarre con il sinistro, fermato ma dentro, attenzione, vicino al gol, la squadra di casa spazza tutto D'Achille. Riprende Maggini, lancio lungo di Maggini sulla sinistra, ci arriva però Panzeri che spazza, Baldassarre la mette giù, lancio lungo per Monti che la può tenere sulla destra, Monti il capitano, lancio dentro per Baldassarri che la spizza, altro palo, incredibile, finisce qui la partita, vince la W3 Roma Team per 1-0 con il gol di Baldassarre al primo tempo. Primi 3 punti per i padroni di casa.